10 anziani di categoria G al via per la seconda corsa. Sono gli allievi in salchi. Autostart in movimento, all'1 Benvenuta DL, al 2 Brigante Risaia, 3 Dynasty Rishow, 4 Zilla Font, 5 Black di Venere, 6 Claire di Iesi. In seconda fila 7 Caio Vettonio, 8 Corsa del Nord, 9 Biximo, 10 Arta Terme Jet. L'autostart raccoglie i partecipanti, sono già tutti perfettamente allineati i concorrenti della prima fila. Va per ultima dietro l'ali della macchina Arta Terme Jet in seconda, autostart che accelera e va per il lancio. Dynasty Rishow insieme a Black di Venere sono i più solleciti. Un Black di Venere che insiste su Dynasty Rishow e passa al millimetro. Dynasty Rishow in seconda posizione a precedere Zilla Font, poi ancora Claire di Iesi che precede Benvenuta DL, lancio in 15:1. Riprende in mano Black di Venere che vede avanzare all'esterno la sagoma di Biximo che punta in avanti dalla seconda fila. Leader che controlla le operazioni, passa i primi 400 metri in 31:3. Black di Venere al comando, all'esterno rimane Biximo, in corda Dynasty Rishow che precede Zilla Font, quindi per corsie esterne Claire di Iesi che è andato a cogliere la seconda pariglia in anticipo su Corsa del Nord, poi ancora Benvenuta DL in corda, Arta Terme Jet, quindi alla retroguardia Brigante Risaia e Caio Vettonio. Se ne vanno i primi 800 metri di corsa in 1:3:2. Lenti sul piede dell'1:19, Black di Venere apparigliato da Biximo, poi in corda Dynasty Rishow con accanto Claire di Iesi, quindi in corda Zilla Font con a destra Corsa del Nord, pariglie al chilometro in 1:19:4, passa già Biximo nei confronti dei rivali, si libera Dynasty Rishow dalla scia di Black di Venere che è fermo dopo 1 chilometro, viene via Corsa del Nord in terza ruota, Biximo che prova a mettersi in fuga sui pedali, 14:7 la retta di là, Dynasty Rishow nella sua scia, di fuori Claire di Iesi che tiene in terza Corsa del Nord a metà della piegata conclusiva, Biximo che tiene i rivali a distanza, Dynasty Rishow che prova a venire via con del buono in mano, Corsa del Nord in mezzo alla pista, sbaglia Biximo che lascia in testa Dynasty Rishow a largo di tutti, Corsa del Nord che prova lo sprint, Corsa del Nord in vantaggio, è passata Corsa del Nord che nel finale si mantiene in vantaggio, Corsa del Nord che viene a vincere nei confronti di Dynasty Rishow e Claire di Iesi in linea. Poco più di 1:17 ragguaglio cronometrico per il successo di Corsa del Nord. Sara Mangoni in salchi, il training di Andrea Bigliardi e la proprietà di Andrea Bigliardi. Vince la figlia di Nesta F con gli ultimi 500 metri in terza corsia costante. Si difende nel finale dal tentativo di ritorno di Claire di Iesi e Dynasty Rishow. Porta a casa il successo Corsa del Nord con Sara Mangoni, al secondo è Dynasty Rishow, al terzo finisce Claire di Iesi. Il numero 8 al primo posto, il 3 al secondo, il 6 al terzo. Corsa del Nord, Sara Mangoni, Andrea Bigliardi.